Mazzucato, direttore generale di R&B Chiavi di Cibiana. Quanto è difficile fare impresa in montagna? Fare impresa in montagna è estremamente difficile per delle condizioni ambientali che ci sono ovviamente avverse, dal riscaldamento alla logistica, al reperimento di personale specializzato, eccetera. Però continuiamo ad andare avanti. Fate parte di un gruppo spagnolo, il gruppo Altuna. Quanti milioni di chiavi producete in un anno? Noi come RB produciamo 40 milioni di chiavi all'anno e facciamo parte appunto di un gruppo internazionale, una multinazionale spagnola che si chiama Altuna SA, che oltre alla nostra unità produttiva ha sedi in Spagna, Argentina, Messico e Cina. Voi commercializzate le vostre chiavi in Italia e in quali altri paesi? Il nostro prodotto va praticamente in tutto il mondo, va dall'Italia ovviamente dove siamo presenti come mercato nazionale, però esportiamo in Francia, Germania dove abbiamo una filiale fra l'altro, in tutta la comunità europea, ma anche dal Venezuela alla Russia, dall'Israele al Sudafrica, e tranne il cosiddetto Farista dove abbiamo una nostra consociata che produce, tutto il resto è terreno fertile per noi. Qual è l'obiettivo della sua azienda adesso? L'obiettivo della nostra azienda all'interno di una multinazionale, sembra strano, è pure quello di fare di RB un case history di unità produttiva integrata sul territorio, fuori dallo schema classico della zona industriale, dove la qualità della vita del dipendente è decisamente superiore, dove la persona riesce a tornare a casa abbastanza agevolmente, dove non si parla di mensa e dove vi è un aspetto molto più umano del lavoro. Continua quindi una tradizione che deriva dai tempi della Serenissima. Sì, la tradizione nella zona è radicata dall'anno 1700 circa, dove la Serenissima qua attingeva a pieni mani manufatti in ferro. Nel fondovalle vi era una miniera, i boschi fornivano legna per i forni di fusione, i ruscelli fornivano acqua per il raffreddamento. Noi continuiamo questa tradizione nell'ambito della chiave, ovviamente nel frattempo la miniera si è esaurita, ma noi continuiamo ugualmente la nostra produzione. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci.